got you to your knees. Oh, please believe it will pass away. Pack all your worries, leave it all behind. There's another story for your heart to see. Hold your head up. Let the sunrise lighten up your sky. Hold your head up. Hey, hey. Let the sunrise brighten up your eyes. Si chiama La Ripolina perché mio babbo, quando ha comprato questa azienda 50 anni fa, doveva dargli un nome e quindi ha usato il nome che era più di frequente su questi edifici, perché abbiamo Ripoli, Ripolino, Ripolone, e allora da questo viene La Ripolina. Quasi sicuramente viene da rivolo, cioè da fiume, da piccolo fiume, perché qui intorno ce ne sono tanti e quindi forse in passato viene da questo. Hey, hey, yeah. Good morning, sweetheart. Good morning. Good morning, sweetheart. Good morning. Ci troviamo a Buonconvento, siamo a 25 km da Siena, siamo in un posto molto particolare perché siamo a cavallo fra le Crete Senesi e la Val d'Orcia, davanti a noi c'è Montalcino, quindi terra di Brunello, e questo posto è stato costruito soprattutto per un'idea mia scaturita 25 anni fa, perché mio babbo aveva comprato questa azienda ma la teneva come un'azienda agricola, quindi non la sfruttava dal punto di vista turistico. E io ho avuto l'idea, dato che allora cominciava il discorso dell'agriturismo, anche per recuperare tutti questi fabbricati che stavano cascando perché non venivano utilizzati, erano stati abbandonati intorno agli anni 60, di cominciare a fare l'agriturismo, e una alla volta in questi 25 anni li abbiamo ristrutturati tutti. Poi abbiamo aperto la piscina, fatto il bed and breakfast nel 2000, e questa è stata l'evoluzione in questi 25 anni di lavoro di accoglienza. It's magic. It's magic, I know. Your melody lives inside my memory. Questo è un posto particolarmente adatto alle famiglie con bambini perché prima di tutto non ci sono pericoli. Ci sono grandi prati, grandi spazi, abbiamo dato proprio un'attenzione particolare alla famiglia con i bambini, a parte perché io ho cresciuto i miei e quindi mi sono resa conto di cosa c'era bisogno per i bambini, ma
E questo, quindi ci sono varie attenzioni, ci sono giochi per i bambini, ci sono le biciclette anche per i bambini, poi anche per i bambini più piccoli, lettini, scaldabiberon, c'è tutta una serie di attenzioni. E poi sinceramente io sono mamma e quindi con i bambini ci vado d'accordo. Magic, I know. Your melody lives inside my memory, yeah, eternally, yeah. And La Ripolina non offre grandi cose. Io quello che scrivo sempre, riposo, silenzio, aria pulita. Abbiamo fatto una scelta di essere biologici ormai da 5 anni, quindi natura incontaminata. Siamo vicinissimi al paese perché sono solo 3 chilometri, nello stesso tempo siamo in piena campagna, quindi per chi cerca una vacanza di riposo, di andare a visitare le città d'arte che sono tutte torno e nello stesso tempo proprio tornare e rilassarsi, questo è il posto ideale. Siamo vicinissimi a Siena, per andare a Firenze ci vuole 1 ora e mezzo, 2 ore siamo a Roma, quindi come location è particolare. Poi ci si possono fare tante cose perché abbiamo una pieve medievale dove si possono fare anche matrimoni, grandi spazi da utilizzare anche extra proprio il momento del riposo. Dipende, ci sono tanti tipi di vacanze che si possono fare alla Ripolina. Ospitiamo dei pittori statunitensi che vengono qua per imparare a dipingere il paesaggio. Quale migliore posto se non la Toscana, con i colori, con le colline, con gli spazi. Ecco, questa è una scelta fatta da dei pittori che stanno a buon convento, che sono americani, e che organizzano in varie parti d'Italia durante l'anno questi corsi e noi ne ospitiamo circa un paio all'anno, insomma. E questa è proprio una scelta che ho fatto io. Io ho sempre amato la campagna, però non ho mai amato il troppo modernizzare, per cui ho cercato di lasciare quanto più possibile anche le case, anche le strutture esterne molto campestri, diciamo così, cioè nel senso non troppo giardino inglese ma campagna toscana, quindi di tenere quelle che sono le caratteristiche del nostro essere, l'ho lasciato nel mio agriturismo, ecco, questo è quello che cerco. E poi il ritornare alla natura con la scelta del biologico, chiaramente. Mio babbo per tanti anni ha usato fare l'agricoltura tradizionale e invece noi siamo ritornati da 5 anni al biologico e è veramente cambiata l'aria, è cambiata la terra, è cambiato il modo di vivere, si sta bene, forse c'è qualche insetto in più, ma questo dimostra che ci si stanno bene. Per chi ama l'arte siamo in un posto, una culla, perché in pochi chilometri dalle grotte preistoriche ai Romani, agli Etruschi, al Rinascimento, cioè tutta la storia ha lasciato le proprie tracce, quindi è facilissimo per chi ama l'arte perdersi in questa zona. Poi per chi ama la natura, passeggiate a cavallo, in bicicletta. Tra l'altro in bicicletta ci attraversa l'azienda il percorso dell'Eroica, che ormai è un percorso internazionale che fanno sulle strade bianche con la bicicletta e noi ospitiamo spesso persone che vanno in bicicletta. Un'altra cosa che passa qui a pochi chilometri è la via Francigena, quindi tantissimi pellegrini a piedi che siamo ben lieti di ospitare e con cui scambiamo anche le nostre vite. Questo è bello, no? Trovarsi magari a cena. Io spesso proprio le persone vengono a piedi in bicicletta, mi capita di dire: signora, ci fa una cena, siamo stanchi, e allora li facciamo sedere a tavola con noi e ci scambiamo le nostre esperienze di vita. È un arricchimento enorme anche per noi trovare queste persone, molto bello, un'esperienza fatta in questi anni molto bella e molto arricchente, se questo è il termine giusto. Allora io dico sempre che l'agriturismo non è una vacanza ma è una filosofia di vacanza. Ecco, venire a scegliere di fare le proprie vacanze qui è praticamente
veramente un venire a contatto con la natura, cioè dimenticare tutto quello che è il caos, la vita di tutti i giorni. E Laura in questi anni è anche, vabbè, oltre maturata, questo credo che sia indubbiamente passato tanto tempo, però sinceramente, ecco, quello che io ho raccolto che mi piace di più è proprio il contatto con le persone. E questo contatto con le persone, che mi capita spesso di parlare, perché forse questa è la filosofia dell'agriturismo, che non è un albergo, quindi non ha una reception in cui è freddo il rapporto, ma nell'agriturismo il rapporto è molto caldo con le persone, e questo è veramente la cosa che mi piace di più, e quello mi ha fatto cambiare, il conoscere persone, mettere in contatto le nostre vite e apprezzare anche le poche cose che ci può dare la terra, però molto importanti rispetto a quelle anche di valori, che sono ritornare a certi valori che un po' si sono persi, che sono diventati forse la quotidianità e che non fanno parte di noi, ecco. And find a way what makes you smile in your sleep. Your little presence brighten up the day. A little sunshine in my eyes. Io l'anno scorso ho scritto sui vari social: se cercate il rumore non venite alla Ripolina, se cercate le luci assordanti non venite alla Ripolina. Qui noi offriamoci agli stellati, offriamo silenzio, offriamo relax. Questo è un posto dove le persone si incontrano e si parlano, non c'è rumore, c'è aria incontaminata, quindi questo è il mio spot, cioè vi do la natura. Non posso offrire altro, ma credo che poi che sia cioè, oltre all'accoglienza mia e della mia famiglia, perché chiaramente non sono solo io, ma insieme a me c'è mio marito, le mie figlie che si occupano di questo. Questo è il mio sport. Venite con noi, starete in famiglia.